dei consumatori e delle famiglie in generale. Fra poco ci collegheremo con l'avvocato Biso della Casa del Consumatore, che è un'associazione appunto di consumatori. Come voi sapete, forse non tutti lo sanno, ricordo che l'Associazione dei Consumatori, diciamo la Casa del Consumatore, è stata fondata da Roberto Maroni e da Paolo Romani ben 15 anni fa, e da allora, diciamo, noi facciamo riferimento per tutto quanto riguarda i problemi dei consumatori anche diciamo, a questa associazione alla quale ci si può rivolgere per vari problemi. Allora, fra poco avremo comunque in onda l'avvocato Biso. E ringrazio la signora Eleonora di Cremona che mi ha scritto e dice: cara Renata, vorrei che trattassi il problema del diritto di recessione, perché io ho cambiato idea su un acquisto, so che c'è il diritto di recedere da questa decisione, ma diciamo stanno facendo un po' di balletti, cioè in poche parole, quando si tratta poi di venire al pratico, diciamo che ha trovato dei problemi. Ed ecco perché l'avvocato Biso cercheremo di capire che cosa non va, che cosa è esattamente il diritto di recessione, cosa prevede la legge, cioè sembra che, allora, sulla carta, se voi acquistate un prodotto, avete il diritto di ripensarci, ma sulla carta. Poi quando si viene diciamo al momento di mettere in pratica questo principio, a quanto pare sorgono i primi ostacoli. Allora, abbiamo Roberto che ci dice? Abbiamo Roberto, il nostro grandissimo... Sì, buongiorno Renato, buongiorno alle nostre amiche e ai nostri amici all'ascolto. L'avvocato è con noi proprio da qualche istante. Benissimo, allora buongiorno all'avvocato Marco Biso della Casa del Consumatore. Buongiorno Marco, avvocato. Buongiorno. Allora, ricordo che potete rivolgere le vostre richieste all'associazione della Casa del Consumatore, lo trovate online, oppure potete anche, poi vi darò il numero di telefono. Allora, la signora Eleonora di Cremona ci scrive che pur avendo esercitato il diritto di recessione come prevede la legge, ha dovuto fare alcune acrobazie. Allora, mi chiede di trattare l'argomento. A lei, avvocato, spiegare agli ascoltatori cos'è esattamente il diritto di recessione e a che cosa si riferisce, eccetera. Diciamo i temi principali, i punti principali. A lei. Allora, anzitutto bisogna ricordare che dall'anno scorso, da giugno dell'anno scorso, il diritto di recesso è stato nuovamente riformulato da un legislativo vigente e prevede un allungamento dei tempi per esercitare il recesso. I tempi passano dai 10 giorni. Abbiamo difficoltà. Roberto, sono io che sento male in cuffia oppure abbiamo difficoltà? Ecco. Credo che l'avvocato sia in una zona poco coperta dal segnale. Facciamo una verifica in diretta. Avvocato, ci sente bene lei? Evidentemente supposizione fondata, e allora lo richiamiamo, Renata. Benissimo, allora aspettiamo che l'avvocato sia di nuovo in collegamento. Allora, approfitto per comunicarvi una notizia che forse vi interessa. Allora, la Società Italiana di Neurologia scende in campo in occasione della quinta edizione della Settimana Mondiale del Cervello, che parte oggi, 16 marzo,
e finirà il 22 marzo in tutta Italia. Cosa fa? Detta i principi base della nutrizione per proteggere il nostro cervello dall'insorgere precoce dei disturbi cognitivi e delle demenze. Allora, ecco, abbiamo di nuovo l'avvocato Biso in collegamento. Avvocato, adesso ci sente? Io sì, io sento bene. Ecco, adesso sentiamo bene anche noi. Allora, ecco, allora vi stavo dicendo che il diritto di recesso, il diritto di recesso, sì, dal giugno dell'anno scorso è stato riformato da un decreto legislativo che ha uniformato quella che è la disciplina vigente in Europa, cioè ha allungato da 10 a 14 giorni il termine per le persone di recedere dal contratto stipulato a distanza oppure fuori dai locali commerciali. Cioè, ricordo che questo termine dei 14 giorni è soltanto esercitabile in caso di conclusione di contratto a distanza, per cui al telefono, faccio l'esempio delle vendite, ad esempio delle e-commerce. Ecco, oppure non so, il caso della fiera, per cui una persona magari viene fermata per strada, il classico venditore di enciclopedie, oppure le vendite porta a porta. Non si applica questo termine invece per i contratti conclusi all'interno dei locali commerciali, per cui se io mi reco all'interno di un negozio e acquisto un prodotto non ho chiaramente diritto di recesso. I 14 giorni che si hanno a disposizione decorrono dal giorno in cui si è concluso il contratto oppure dal giorno in cui si è ricevuta la merce a casa o all'indirizzo, diciamo, che è stato lasciato al momento della conclusione del contratto. Il consumatore ha diritto di recedere senza spese, tranne quelle per la restituzione del prodotto. Questo diritto di recesso non si applica in alcuni casi molto particolari, ad esempio per quanto riguarda merci deperibili. Faccio l'esempio di acquisto, ad esempio, di generi alimentari che sono soggetti a breve scadenza, per cui non certo una scatoletta di tonno che magari dura 3-4 anni, ma faccio l'esempio della carne piuttosto che del latte oppure del formaggio che scade a breve termine, e anche in caso di beni personalizzati, per cui se una persona ordina una merce che è personalizzata, per cui con dei propri loghi di un'azienda piuttosto che con dei marchi, allora in quel caso lì no. Cioè se io ordino una maglietta che è in produzione da una nota azienda e faccio apportare a questa maglietta delle modifiche che sono fuori, diciamo, dalla normale produzione, per cui faccio mettere il mio nome, il mio cognome, uno stemmino, un logo, una cosa, allora in quel caso lì il diritto di recesso non può essere esercitato perché è un bene personalizzato. Allora, quali paletti oltre a questo? Cioè, se ho ben capito, se io acquisto un oggetto all'interno di un esercizio commerciale, magazzino, boutique, diciamo, in quel caso non si applica, cioè, o mi metto d'accordo non col ho alcun diritto, neanche se la merce la trovo non rispondente a quanto mi è stato detto. Cioè, no, faccio l'esempio di un paio di scarpe. Cioè, se io vado questo arancio proviene dalla Sicilia, invece tornata a casa vedo che c'è scritto proviene dal paese di XY. Posso andare dal negoziante e pretendere il cambio della merce? No, perché all'interno del negozio una persona ha tutto il tempo per valutare un acquisto. Per cui, a meno che non si tratti di vizi occulti,
per cui non lo so, io faccio l'esempio una radio, visto che siamo in radio, e poi arrivo a casa e mi accorgo che questa radio non funziona perché all'interno, aprendola, la porto in assistenza, all'interno si scopre che mancano dei componenti, allora quello lì è un vizio occulto, ma non posso dire che quella radio, visto che è stata fatta in Pakistan piuttosto che in Cina, piuttosto che in Italia, cioè quello è una cosa che potevo leggere tranquillamente nell'etichetta. Ecco, comunque, se ho ben capito, come lei ha sottolineato all'inizio, è soprattutto del commercio, diciamo, attraverso, cioè i prodotti che si acquistano. Esclusivamente questo diritto di recesso è un diritto di recesso che le persone hanno soltanto per i contratti cosiddetti a distanza oppure fuori dai locali commerciali, per cui una televendita, ad esempio, una vendita porta a porta, una vendita per strada, una vendita in fiera, piuttosto che tutto quello che non avviene all'interno di uno spazio commerciale, cioè per cui le situazioni sono le più disparate, ma si riconducono a questi tipi. A queste tipologie. All'interno di un negozio invece non è soggetto al diritto di recesso. Ecco, allora, che logicamente ha un accordo col venditore. Cioè, se il venditore, io faccio l'esempio, voglio regalare un paio di scarpe alla mia fidanzata. La mia fidanzata ha il numero 35. Il negoziante mi dice: ma io ho un 36 che veste piccolo, le provi, semmai se non vanno bene me le riporti. Allora in quel caso io ho stipulato un accordo con il venditore e il venditore si è dichiarato disponibile a cambiare o a restituirmi i soldi nel caso le scarpe non andassero bene. Ecco, solo ma in questo... che di norma invece questo non succede, cioè se io non mi metto d'accordo con il venditore non ha obbligo di cambiare. Non ha l'obbligo di cambiarmi la merce. Allora, diamo il nostro numero di telefono 0266203529 per chi volesse porre domande all'avvocato, che ci ha già detto non è disponibile più di 10 minuti. Sì, mi dispiace, ma sono in tribunale e c'è stata un'udienza molto lunga e complicata. Va bene. Sì. Allora, se però io avverto che quanto mi era stato detto non corrisponde a verità, per esempio, non so, nel caso di un anello, ecco. Se io compro un anello le cui caratteristiche sono state descritte in modo diverso da quello che mi è stato detto, non so, mi è stato detto che lo smeraldo... non bisogna fornire, cioè nel momento in cui esiste il diritto di recesso, si comunica attraverso un fax, attraverso una mail certificata, una raccomandata con avviso di ricevuto, si comunica al venditore che si intende recedere dal contratto. Cioè non è necessario, dice la legge, indicare una motivazione. Allora, non si deve dire l'anello che ho ordinato non brilla a sufficienza piuttosto che non mi sta bene. No, ma avvocato, ma mi scusi, se si tratta, abbiamo una signora, un ascoltatore in linea. Pronto, buongiorno, diamo la precedenza. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Marco da Pavia. Niente, è un'informazione. Molte catene commerciali ultimamente fanno le vendite anche su internet, dando però la possibilità di ritirare il prodotto direttamente da loro. In questo caso, se uno fa l'acquisto via internet e poi va a ritirare il prodotto direttamente lui, dove ricade il recesso? Ah, bella domanda. È un contratto a distanza anche quello. Ecco, diciamo che il ritiro equivale alla consegna a casa, per cui dal momento del ritiro la persona che ha acquistato ha 14 giorni di tempo per recedere dal contratto, per cui per comunicare attraverso una raccomandata, un fax al venditore che intende recedere dal contratto, per ricollegarci al
punto precedente, lei ha fatto l'esempio dell'anello, ma può essere un maglione o con una qualsiasi cosa. Io vedo alla televisione piuttosto che su internet un anello di colore blu o un maglione di colore rosso, quando lo ricevo a casa il blu non è quello che mi piaceva, il rosso non è quello che mi piaceva, e io non ho nemmeno l'obbligo di dire che questo colore non mi piace, l'unico obbligo che ho è quello di segnalare con una raccomandata, con un fax o con una mail certificata, in modo da avere la prova della venuta consegna, il fatto che io intendo recedere. Non intendo. Sì, non è necessario fornire nessun tipo di motivazione. Allora, basta dire esercito il diritto di recesso. Ecco, basta dire io intendo avvalermi del diritto di recesso. Poi ci si reca alla posta, si confeziona un bel pacchetto, lo si spedisce al venditore. Questa è l'unica spesa che il consumatore ha l'onere, diciamo, di sostenere. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo dal Veneto. Allora, cara signora, io l'ho sentita anche altre volte, a lei signora che dirige la trasmissione, capacità di creare ulteriore confusione. L'avvocato ha appena detto basta semplicemente recedere, non crei animosità o ansietà in chi ascolta con la sua ansia. Io non faccio nulla di tutto questo, ma dopo le trasmissioni di solito mi telefonano e mi dicono ma non è stata chiara perché bisogna... insomma, va bene, va bene, ho capito, va bene. Allora, è una materia che si presta purtroppo il diritto. Perché dopo le trasmissioni mi dicono ma lei perché non ha chiesto all'avvocato, ecco, vabbè. Vabbè, è comprensibile perché purtroppo insomma è una materia, il diritto è sempre un po' ostica, un po' spinosa, si cerca sempre di fare chiarezza e purtroppo certe volte invece non ci si accorge di complicare, ma insomma siamo comunque a disposizione di tutti. Se gli ascoltatori non hanno chiaro qualche punto ci possono contattare, basta che vadano sul sito casadelconsumatore.it e trovano tutti i numeri di telefono delle nostre sedi, gli indirizzi email, ci possono chiedere spiegazioni o assistenza in caso di qualsiasi problema. Allora, avvocato, può trattenersi qualche minuto ancora perché abbiamo una pausa? Roberto? Sì, 2 minuti volentieri, però poi devo rientrare in aula purtroppo. Va bene. Signore e signori, benvenuti nel club.
22. Allora, eccoci di ritorno, abbiamo una telefonata, l'ascoltiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buona Padania a tutti. Senta, io volevo fare un appunto sul recesso. Da ricordare sempre che si può fare per le vendite online, per le televendite, e di far passare un messaggio chiaro che nei negozi non si può pretendere un recesso, perché la merce viene vista e constatata al momento. Purtroppo, con queste leggi, dei recessi, eccetera, passa tante volte diciamo nella mente passa che ci si può recedere anche dal negozio. Io vendo un negozio, ho molti problemi del genere. Allora volevo fare questo appunto. E una piccola deviazione all'argomento, che tutte le televendite e soprattutto la vendita online di internet ha portato alla distruzione del commercio. Per ogni 10 posti di lavoro che ha creato online ha persi 100 il commercio. Sarebbe da rivedere anche un po' le regole generali di queste vendite, perché hanno portato, è uno dei tanti problemi che ha portato alla grande crisi. Era solo questo appunto che volevo fare. Buona Padania a tutti. Sì, ha assolutamente ragione l'ascoltatore, lo ribadisco ancora una volta. Si applica il diritto di recesso esclusivamente ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali. Cioè, per cui all'interno dei negozi questo non vale soltanto se una persona si mette d'accordo con il commerciante. Sarebbe meglio lo facessero per atto scritto, però diciamo che anche lì si tratta un po' anche dell'onestà del commerciante. Cioè, se il commerciante mi dice sì, venga tranquillamente, eccetera, allora è ovvio che poi si crea anche un certo rapporto di fiducia con il commerciante. Per cui che sia chiaro, questi privilegi, cioè il diritto di recesso dei 14 giorni, si applica soltanto per le vendite concluse fuori dai locali commerciali, per cui per strada, una fiera, una porta a porta, piuttosto che online o alla televisione. Ecco, questo no, mai per quanto attiene i contratti conclusi all'interno dei locali commerciali. Ecco, avvocato, l'ascoltatore ci segnalava questo fenomeno che l'e-commerce ha portato molti guai invece ai negozianti. Bisognerebbe, auspica che ci sia rivista la legge. Lei è d'accordo che diciamo la legge non è perfetta, andrebbe rivista o no? Le leggi vanno a semplificare le materie. Purtroppo in Italia siamo specializzati nell'intervenire per semplificare e complicare ancora di più. Speriamo che il nostro Parlamento agisca una buona volta in maniera illuminata e incrociamo le dita. Ecco, incrociamo le dita. Io purtroppo devo salutarvi perché devo entrare in aula. Allora, grazie avvocato. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio anche a lei. Allora, ripeto, la Casa del Consumatore è un'associazione di consumatori fondata da Roberto Maroni e da Paolo Romani, con l'intento di portare, diciamo, acqua al mulino dei consumatori. Ricordiamo che la Casa del Consumatore si può visitare online oppure si può chiamare il numero di Milano 02 76 31 68 09. Lo ripeto, 02 76 31 6809. Potete rivolgervi per consigli su bollette telefoniche, della luce, cioè tutto quanto riguarda il consumatore. Allora, facciamo una brevissima pausa.
Renata Galanti. Allora, oggi dal 16 al 22 marzo in tutta Italia è la giornata mondiale del cervello. E la Società Italiana di Neurologia scende in campo e detta i principi base della nutrizione per proteggere il nostro cervello dall'insorgere precoce dei disturbi cognitivi e delle demenze. Se infatti fino a non molto tempo fa si riteneva che il funzionamento della mente dipendesse unicamente dalla dotazione genetica, oggi si può affermare che non solo non è così, ma che al contrario fattori ambientali di tipo alimentare, fisico e cognitivo rivestono un ruolo fondamentale. Il ruolo della prevenzione, questa è una dichiarazione del professor Aldo Quattrone, presidente della SIN, Società Italiana di Neurologia, è cruciale nel caso delle malattie neurodegenerative. In ambito neurologico, la prevenzione passa in primo luogo attraverso un corretto nutrimento del cervello, da intendersi tanto in senso stretto, come una accorta e sana alimentazione, quanto in senso più ampio, come esercizio fisico e allenamento intellettuale, entrambe buone pratiche per prevenire l'invecchiamento cerebrale. Gli esperti puntano poi il dito su quegli alimenti che possono avere un ruolo nella genesi dei disturbi neurologici o che possono incidere negativamente su condizioni preesistenti. La Settimana Mondiale del Cervello fa il punto sulle raccomandazioni alimentari e sui nutrienti con valore terapeutico, in presenza di determinate patologie del sistema nervoso. La Settimana Mondiale del Cervello è promossa a livello internazionale dalla European DNA Alliance for the Brain in Europe e dalla Dana Alliance for the Brains Initiative e inoltre dalla Società delle Neuroscienze negli Stati Uniti. Quindi, se vogliamo prevenire, questo è quanto comunicato dalla Società Italiana di Neurologia, quindi ricordiamo che se vogliamo prevenire i disturbi diciamo degenerativi, dobbiamo tenere allenato il nostro cervello. Cambiamo decisamente argomento. Dal 20 al 22 marzo la 10ª edizione dell'Italia Beer Festival. Ci saranno oltre 200 birre in degustazione, laboratori, concerti e la birra artigianale con i sentori di frutta si conferma la nuova tendenza del momento. Ampio, come sempre, il parterre con 36 birrifici, Amiata, Puano, Argo, Birra da Mare, Birrone, BQ, Aglia, a Croce di Malto, Doppio Malto, Elva, eccetera, eccetera. Allora, si può partecipare mandando, eccolo qua, allora la manifestazione si terrà al East End Studio 90,
in via Mecenate 90 con i seguenti orari: venerdì 20 marzo dalle 17 alle 2, sabato 21 marzo dalle 12 alle 2, domenica 22 marzo dalle 12 alle 24. Per chi volesse maggiori informazioni, www.italiabeerfestival.it, scritto Italia Beer Festival, e quindi potete andare sul sito e vedere tutto quanto vi interessa. Alla manifestazione, appunto interamente dedicata al mondo della birra, si accede pagando un biglietto di ingresso di 8 euro e si ha diritto ad un portabicchiere da collo con il logo dell'Italia Beer Festival e a un bicchiere di vetro serigrafato da degustazione provvisto di tacche da 10 e 25 CL. Allora, chi fosse interessato si rivolga a questo indirizzo, si rivolga intanto al sito e poi sappiate che si tiene a Milano all'East End Studios di via Mecenate 90. A risentirci da Renata Galanti, un saluto agli ascoltatori, a risentirci mercoledì prossimo dalle 13 alle 14 come al solito. Avete ascoltato Sportello Famiglia.